Non tutti sanno che il famoso Leone di San Marco tra i suoi artigli ha un libro e riporta l'iscrizione in latino Pax tibi Marce Evangelista meus, che vuol dire pace a te Marco mio evangelista. Per chi non è di Venezia ci troviamo a Palazzo Ferrofini, questa è la sede del Consiglio regionale. Seguite il nostro speciale per capirne di più, perché il 22 ottobre i veneti saranno chiamati per esprimere il proprio voto sull'autonomia. Qui stiamo parlando di autonomia. Allora, quello che cambia è stata la sentenza della Corte Costituzionale, la 118 del 2015, che ha permesso di svolgere il referendum sulla maggiore autonomia. Questo è stato un passaggio importantissimo perché permette che la proposta della Regione Veneto venga sottoposta agli elettori e una volta che, secondo me, gli elettori del Veneto diranno al 99% di sì a questa proposta, la politica nazionale non potrà più ignorarla. Quindi la grandissima novità di questo è che noi accompagniamo, che la Regione accompagna con un referendum sul consultivo regionale la proposta. Il referendum la politica non può più ignorarlo, perché vuol dire che se il 99% dei veneti dice voglio la maggiore autonomia, e chiunque vorrà essere eletto in Veneto, o chiunque a Roma pensa di avere a che fare con il Veneto, dovrà considerare quella che è stata la volontà del corpo elettorale. Lei cosa vota? Io voterò sì e invito tutti i cittadini che hanno voglia di spingere per il cambiamento dell'attuale sistema istituzionale ad andare a partecipare e a votare sì, grazie a questa straordinaria occasione di democrazia diretta, direi storica, che la Corte Costituzionale ha dato ai veneti. Perché sì? Perché sì, perché il Veneto aspetta da 20 anni che alle parole seguano i fatti, che al federalismo fiscale possa finalmente seguire un risultato concreto di maggiore giustizia per i nostri territori rispetto a quello che versano e rispetto a quelle che sono le spese che lo Stato utilizza in questo territorio per i servizi che dà ai nostri cittadini. Perché in Veneto ci sono 33 comuni che hanno chiesto con dei referendum di passare a Trento, a Bolzano o in Friuli Venezia Giulia, proprio per le grandi disparità che ci sono. Ebbene, noi non chiediamo i privilegi degli altri con questo referendum, ma chiediamo la possibilità di autogoverno responsabile che le nostre comunità già hanno dimostrato. Banca d'Italia di recente ha appena detto e riconosciuto che gli enti locali del Veneto sono quelli che risparmiano di più e di più danno con un costo più basso rispetto ad altri. Bene, questa grande capacità, questa voglia dei veneti di fare deve essere trasformata in risultati concreti per le nostre famiglie, per le nostre imprese, e questo si può fare da un lato chiedendo maggiori competenze a Roma, quindi meno sovrapposizioni, più responsabilità per chi amministra qui in Veneto, e i cittadini che possono finalmente verificare se chi ci governa in Veneto le fa o non le fa le cose senza fare lo scaricabarile di responsabilità col governo. E poi la possibilità, tenendosi qui qualche risorsa in più o le stesse risorse che oggi lo Stato spende già in Veneto per i veneti, moltiplicarle, perché il Veneto è una macchina, l'ha dimostrato in tanti settori, che riesce con poco a fare molto, e quindi io credo che la crescita del Veneto, che è dimostrata da studi che ci sarà grazie a una maggiore autonomia, sarà anche una crescita che farà bene a tutto il paese, non solo ai veneti. I veneti andranno a votare? Io credo di sì, spero che colgano il senso di questa occasione storica, che non ascoltino coloro che dicano state a casa perché è inutile, non serve a nulla, è costoso. Sì, certo è costoso, dare la parola ai cittadini con una regolare elezione costa, ma è democrazia diretta. Chi in realtà dice state a casa è chi non ha il coraggio di dire che i veneti non devono avere l'autonomia. E invece bisogna andare e dire sì, perché purtroppo la politica è debole, sia a destra che a sinistra, in questi 20 anni non è riuscita ad attuare il federalismo fiscale e a dare le forme di autonomia che pure sono scritte in Costituzione. Quindi oggi c'è bisogno della spallata democratica dei cittadini veneti. Più sarà grande la partecipazione, più noi avremo la possibilità di raggiungere l'autonomia, senza nulla togliere alla solidarietà con le altre regioni del Paese, ma chiedendo a tutti responsabilità. E dopo? Dopo il passaggio referendario ci sarà prima di tutto un obbligo, se vinceranno i sì e con grande partecipazione. Ci sarà un obbligo
dettato dalla legge regionale riconosciuto dalla Corte Costituzionale. Il Presidente della Giunta del Veneto non avrà più alibi, dovrà presentare un programma di negoziati con il Governo e dovrà presentare un progetto di legge statale per il trasferimento di competenze e necessarie relative risorse al Consiglio regionale. Quindi questo è un primo effetto concreto. Finalmente la politica, la classe di governo regionale deve dimostrare quello che è capace di fare. E poi ci sarà un voto consultivo che avrà un'importanza politica fortissima rispetto al Parlamento nazionale, che dovrà ascoltare la voce dei veneti. Io mi astengo, non andrò a votare ed è il modo più efficace per dire no a questo referendum truffa. Semplicemente per un motivo, perché la partecipazione fine a se stessa non è una cosa seria. Occorre partecipare, ma occorre anche decidere. Con questo referendum non si decide nulla, anzi è una truffa a tutti gli effetti, perché truffa significa con artifizio, con raggiri far credere una cosa che non è. La gente comune pensa che si ottenga l'autonomia, non è vero, perché quello che si può ottenere a Costituzione vigente non ha senso per questo motivo fare il referendum. I veneti andranno a votare? Ma sicuramente ci sarà una buona parte di veneti che andranno a votare e tra l'altro c'è un esito scontato e questo avvalora il motivo dell'inutilità del referendum. È come chiedere se uno vuol bene alla propria mamma, chi direbbe di no? Oppure se vuoi i soldi ed essere ricco e non povero. Voglio dire, è una domanda pleonastica dall'esito già scontato. Peraltro il governatore Zaia, il vero artefice di questo bluff, ha avuto un largo consenso quando è stato eletto alle elezioni regionali e sulla base proprio di una richiesta di maggiore autonomia. E lui non ha praticato nessuna trattativa con Roma, anzi quando Roma ha detto ok, apriamo la trattativa, non ha dato seguito a questo, non si è presentato in Consiglio regionale per dire per quali motivi non andava avanti e indiceva il referendum, proprio perché non ha aperto nessuna trattativa e su nessun motivo è stata interrotta, proprio perché non c'è stata. Questo è il grande bluff e la grande bugia che non viene detta ai veneti, perché viene detto il contrario. E dopo? Ma dopo, guardi, non cambia nulla, perché se anche andrà a votare il 90% della popolazione e tutti diranno sì, non cambia assolutamente nulla. Si potrà riaprire, bisogna comunque fare una trattativa con lo Stato, bisogna raggiungere un accordo, su quella base e con una legge bisogna presentarsi alle Camere e ottenere la maggioranza assoluta e a quel punto avrai una maggiore autonomia. Però l'autonomia è una cosa seria, il federalismo è una cosa seria, quello che è una pagliacciata è questo referendum, tra l'altro convocato il 22 di ottobre, una data simbolica e non a caso, perché si vuole attuare una sorta di controplebiscito rispetto all'annessione di 150 anni fa, dopo la terza guerra di indipendenza, quando fu annesso la provincia di Mantova e Venezia. E nella presentazione del referendum è stato detto dobbiamo fare un controplebiscito, quindi un modo per annettere persone, diciamo, alla propria causa, la causa leghista che non ha nulla a che fare con gli interessi di tutti i veneti.